Nel 1947, quando finì la seconda guerra mondiale, la comune della Oriveta ha perduto mezzo territorio da comune, insieme con Tenda e con Briga, betto da comune dell'Oriveta per a Francia. I franchi che comprivi pena alta, pena bassa e che comprivi libera e la comune diventava più piccola e tutti gli abitanti di queste due frazioni diventavano franchi. Pena alta, che si chiamava appena, era un castello e quindi in questo castello era l'elemento che tenia unito tutta la popolazione. Fino al principio del 1100 portavo i morti da Oriveta e da Libre alla pena, no? Sì, perché il Libre perché le fumarono, perché chi i prigionieri che scappavano arrivavano in ciotto cadati alla Potenza, arrivavano a Scalà, passavano a Ribera, erano liberi.